Il quotidiano del Piave oggi è salito fino a Corvara, in Alta Badia, per raccontarvi l'esperienza di Italia Football Talent, il campus calcistico promosso da mister Gianni De Biasi, che coinvolge oltre 50 ragazzi da tutta Italia, ma non solo. Tra questi anche Mauro Benedette, il giovane che ha conquistato la possibilità di partecipare a questa esperienza grazie al premio indetto da mister De Biasi assieme a qdpnews.it. Campus rivolto a tanti giovanissimi calciatori che qui vivono un'esperienza di sport ma soprattutto di vita. Sì, hai detto bene, credo che sia stata un'esperienza già quella che abbiamo trascorso la settimana a Cortina, bellissima, dove abbiamo veramente lasciato un gruppo di ragazzi che quando si sono salutati per l'ultimo saluto praticamente dopo la dipartita erano tutti molto tristi perché si trovavano bene e volevano continuare ancora. Lo stesso dicasi qui in Val Badia, dove ci sono situazioni meravigliose dal punto di vista naturalistico, dal punto di vista di un'impiantistica, dove qui c'è un artificiale dell'ultima generazione dove puoi giocare sempre, anche quando eventualmente il tempo fa le bizze. Diciamo che abbiamo 56 ragazzi e siamo praticamente un istruttore ogni 10 ragazzi, in più abbiamo un preparatore specifico per i portieri, dove i ragazzi secondo me acquisiscono le nozioni per stare in porta in maniera corretta, senza farsi male, tuffandosi in maniera corretta. Credo che questo sia una cosa che aiuta molto. L'altra cosa che voglio sottolineare è che non tutti hanno, noi abbiamo un medico che tutti i giorni, 24 ore su 24, è con noi. Ci seguiva a Cortina, ci segue qui a Corvara e credo che sia un must per quanto riguarda i camp estivi. Insomma, questi ragazzini vivono qui un'esperienza da calciatori veri quasi. Sì, è vero, guarda, ieri sera ai ragazzi ho fatto una piccola dimostrazione di come io negli spogliatoi parlo alla squadra, come preparo la partita, poi abbiamo fatto vedere un po' di immagini di quello che poi è il lavoro durante la settimana, durante la partita. Credo che sia un'esperienza molto bella che loro si porteranno dentro. È stata un'esperienza fantastica, come sapete io da 18 anni ero responsabile di tutti i Milan Junior Camp del Triveneto. Quest'anno ho avuto un'esperienza nuova con il grande mister De Biasi e abbiamo avuto un riscontro fantastico. Abbiamo avuto anche ragazzi dallo Utah, dalla Florida, da Israele. Veramente per essere il primo anno sono stati 125 ragazzi iscritti in 2 settimane. Un successo incredibile. Abbiamo avuto ragazzi dalla Val Badia, dalla Val Boite. Ci hanno dato una mano veramente tanto anche le persone che lavorano in queste valli qua. Ringrazio tutti e sono sicuro che il prossimo anno faremo una cosa ulteriormente fantastica per tutti noi. Mauro, hai vinto il premio indetto da mister De Biasi insieme a QDP News. Come ti stai trovando qui a Corvara? Sei felice? Sì, sono molto felice, mi sto trovando bene. Una bella esperienza da calciatore vero? Sì, sì. Cosa fate nelle giornate? La mattina facciamo allenamento e pomeriggio partite. Non solo calcio, anche piscina, tante attività e giochi. Sera in piscina, oppure se è brutto tempo, tipo ieri siamo andati in piscina un'ora, dalle 3 alle 4. Corvara, Italia Football Talent continua, un'esperienza di sport ma soprattutto di vita.